Elisa rivivrà. Certo lo farà su uno schermo e per chi, e sono tanti, ne sente la mancanza da troppo tempo, potrebbe sembrare ben poca cosa. Ma la sua è una storia che ha commosso tutta l'Italia e non poteva non essere raccontata, anche per immagini. Poco più di un anno fa le prime voci di un possibile film, poi le conferme fino alla ufficialità dei produttori della Lucky Red con il via libera alle riprese. 18 regali uscirà nel 2020 e saranno i volti e la capacità interpretativa di due stelle del cinema italiano come Vittoria Puccini ed Edoardo Leo a dare voce al dramma di Elisa Girotto e del marito Alessio Vincenzotto, diretti da Francesco Amato. Il dramma di quei mesi del 2017 quando la giovane mamma di una bella bimba di poco più di un anno aveva scoperto che la sua vita aveva una data di scadenza senza appello. 2 mesi, cancro al seno. 2 mesi nei quali mamma Elisa ha deciso che la sua piccola Anna l'avrebbe conosciuta e non solo attraverso le foto. Ecco il senso di quei 18 doni, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età, per accompagnarla mano nella mano, anche solo virtualmente. Perché, come ha sempre ricordato il marito Alessio, a Elisa non mancavano forza né coraggio. L'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai, di credersi fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto. Mamma Coraggio, appunto l'hanno chiamata, ma in fondo basterebbe mamma. Una storia che ha commosso tutti, che ha portato il comune di Spresiano a intitolarle una star della biblioteca, una storia rimbalzata in tutta Italia, fino a farne un film che si concentrerà proprio su quei 2 ultimi terribili mesi. Agli attori e al regista il compito di narrare una vicenda di amore e di forze incredibili. Anna potrà abbracciare simbolicamente la mamma quando sarà più grande e vedrà il film, ecco perché abbiamo accettato che si facesse, ha detto in questi mesi Alessio. Elisa dunque rivivrà in quelle immagini, ma in fondo Elisa rivive già, anno dopo anno, con i 18 doni a sua figlia, il suo messaggio di amore senza tempo.